Buon pomeriggio, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Grazie a tutti per essere così numerosi in quest'oggi, per me è veramente una grande soddisfazione, siamo nell'addirittura quasi d'arrivo perché di incontri ne abbiamo fatti tanti e continuiamo a farli perché, come sapete, Siamo Rosolina sta dialogando con la gente. Siamo Rosolina sta raccogliendo. Attenzione che sono caduto, ok? Porta bene, magari lo appoggiamo alla cassa, sì. Come sapete il nostro programma è stato fatto grazie a voi, raccogliendo le varie segnalazioni, dialogando con le varie entità economiche e sociali di questo paese che ha bisogno di una mossa, ha bisogno di svegliarsi, ha bisogno di uscire da questo momento anche un po' di appiattimento. Come dicevo nelle altre occasioni, Rosolina è una città, però è una città sulla carta. Se ci guardiamo attorno, spesso e volentieri, vediamo degli angoli che non hanno assolutamente niente a che fare con i nomi di città. E noi vogliamo, tutti insieme, dare veramente il nome di Rosolina alla città. Come? Con questa squadra che insieme a me hanno deciso il 3 e il 4 ottobre di chiedere il vostro consenso, di chiedere il vostro voto, perché con la preparazione di ognuno di noi, con la caparbietà, con la voglia di cambiamento, riusciremo veramente a fare la differenza, a fare il cambiamento per questa nostra Rosolina. Io ringrazio da subito il Presidente che ci ha onorato qui oggi della sua presenza. Ringrazio Cristiano Corazzari che ormai l'abbiamo fatto cittadino onorario in questi giorni, che insieme a noi sta seguendo la nostra campagna in maniera molto attenta, e questo è un segnale molto importante. Come lo abbiamo già detto, a noi le passerelle politiche ci piacciono perché una passerella politica importante come questa significa che la regione è qui. Noi siamo riusciti a mettere insieme il centrodestra. Abbiamo i 3 partiti che governano la regione e abbiamo l'aiuto anche di una civica Rosolina moderna che ha anche varie espressioni politiche. E noi possiamo tranquillamente dire che la regione è qui con noi. È assurdo tirare fuori minestre riscaldate che alla fine di Rosolina poco se ne fanno. Noi abbiamo un gruppo di giovani, adesso ve li presento uno a uno prima di dare la parola all'assessore regionale e al presidente, che hanno tanta voglia di fare, hanno tanta preparazione e hanno tanto entusiasmo. È un'opportunità unica per il nostro paese e chiedo a tutti di votare e di votare Siamo Rosolina. Vi presento la mia squadra, faccio io da presentatore. Iole Costa. Buongiorno a tutti. Alessandra Patrian. Buongiorno e ben trovati, grazie. Federica Schiavo. Buongiorno a tutti e benvenuti in piazza. Federica Concon. Buongiorno, grazie a tutti per essere qui. Federico Avanzi. Buongiorno e grazie a tutti per il sostegno a questa lista, grazie. Poi abbiamo Nicolò Crivellari. Buongiorno a tutti, è un piacere vedervi, grazie. Paco Massaro. Ciao a tutti. Sara Biondi. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Stefano Gazzola. Buongiorno a tutti e votate Siamo Rosolina 3-4 ottobre. Stefano Falconi.
Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui, il meno giovane, grazie. Ci sono due assenti, Anna Frasson e Mattia Tomasini, che per impegni di lavoro non possono essere qui con noi, però il loro cuore è qui con noi e sono con noi con la nostra squadra. Io volevo cedere subito il microfono a Cristiano e poi al nostro governatore. A te, Cristiano. Grazie, è velocissimo solamente per per ricordare anche che qui presente anche il vicepresidente, la nostra assessore De Berti Elisa, pertanto infrastrutture, strade e quant'altro, la nostra consigliera regionale Laura Cestari, poi penso che ci sia anche in arrivo l'altra nostra consigliera regionale Simona Bisaglia. Ecco, un grande momento in cui vogliamo rappresentare una squadra che vuole lavorare unita per Rosolina, ma soprattutto per il nostro territorio, per il nostro delta. Dobbiamo sapere che le elezioni a Rosolina sono elezioni strategiche per il territorio. Rosolina è una città importante per le dinamiche e le strategie anche della regione su questa area che è quella del Delta. Quando parliamo di Rosolina, quindi parliamo di un impegno che deve essere sul turismo, sullo sviluppo di strategie di promozione del territorio, sul nostro parco, la pesca, l'agricoltura, i vari settori strategici della manifattura, dell'artigianato, del commercio. Rosolina è per noi un punto di riferimento, deve tornare ad avere un legame forte e importante con tutti i livelli istituzionali e noi abbiamo la volontà forte di fare squadra con Michele e con tutta la sua amministrazione. È quindi una bella responsabilità anche per i cittadini di Rosolina che hanno davanti l'occasione di fare un cambiamento per il bene della loro città. Noi siamo a vostra disposizione, grazie e in bocca al lupo a voi tutti. Grazie Cristiano. Presidente, a lei. Così veloce, ma che aveva un buffet forte, guarda. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per essere qui, grazie veramente. A dire la verità qua la star è Michele, e quindi facciamo un grande applauso perché comunque si è messo a disposizione, crede in questa sfida e che non vi venga il dubbio che la ragione non c'è, insomma, sono venuto di persone. L'ho portato anche al vicepresidente, avete l'assessore Corazzari, c'è la consigliera Cestari, insomma c'è tutta la squadra, arriverà forse anche Simona Bisaglia. Per dire cosa? Per dire che saluto Isi Coppola che ho visto prima, che è stata il mio assessore. Dov'è lei Isi? Eccola, ciao Isi. Non è mio costume andare in giro per i comuni a parlare male di quelli che c'erano o parlare male di quelli che corrono contro di noi. Io penso invece che sia corretto venire qui a dirvi quali sono le nostre idee, che sono quelle di sostenere Michele, e lo facciamo, tutto il centrodestra è unito. Sono quelle di una preoccupazione del governatore che pensa che il giorno dopo le elezioni un candidato abbia l'obbligo morale di considerare i cittadini tutti uguali. Non è chi ti ha votato e chi non ti ha votato. E uno può dire, ma allora vai in giro per cosa? Vado in giro perché penso che, al di là di tutto, quando tu hai la possibilità di avere un sindaco che ti è amico, che non passa le sue giornate a pensare non ai problemi di Rosolina, ma a rompere le balle al Presidente della Regione, perché deve andare sui giornali e prendersi qualche fotografia, eccetera, sui giornali, pensi che sei un sindaco col quale dialoghi, puoi fare delle grandi cose per il tuo territorio, che è il Veneto, ma in particolar modo per Rosolina. Quindi io vengo a dirvi che c'è una comunione di intenti e di visione con Michele, con tutta la squadra, il programma lo sapete, ed è la volontà di dirvi che noi ci siamo soprattutto dove i sindaci vogliono collaborare. Prima siamo stati a Chioggia e a Chioggia abbiamo detto più o meno le stesse cose, perché è difficile portare avanti 5 anni di amministrazione con un'amministrazione che ha come mandato solo quello di contrapporsi a te e non pensare al bene dei suoi cittadini. Perché penso che prima vengono i cittadini di Rosolina, no? Oh, guardate, un'assemblea così siete in tanti, vorrei che qualcuno poi venga magari a fare anche delle foto da qui, siete veramente in tanti, è sostanzialmente costituita da 3 componenti. Una, quella maggioritaria di chi sostiene Michele e la sua squadra. Penso che qui ce ne siano molti di sostenitori, no? Non vi chiedo di alzare la mano, non preoccupatevi. La seconda componente, che è quella, lasciatemi dire, che più mi interessa, che è quella di chi magari è venuto per curiosità
per farsi un'idea, per conoscere il candidato, i candidati, per cercare di decidere per chi votare, e che ha diritto del massimo ascolto da parte nostra, no? Cioè, io vi dico, venite, ascoltate i nostri interventi, poi parlate con Michele, fate le domande che dovete fare, magari le fate a quattro occhi, Michele è disponibile, e dopo decidete, nella totale libertà. Poi c'è una piccolissima componente, che è la terza componente di questa piazza, che sono 2 o 3 persone che sono quelle dell'altra lista mandati per controllare. Dite che era pieno oggi, diteglielo bene che siamo strapieni, e quindi il lavoro l'avete fatto. Guardate, noi ci siamo, penso che ci sia una dimensione di questi territori che non sono la periferia dell'impero. Ve lo dice uno che viene da un altro territorio che è considerato la periferia dell'impero. Cioè, anch'io vengo da un comune di confine, molto distante dal centro nevralgico del Veneto, e quindi capisco qual è il sentimento che molti possono avere, cioè quello sempre di dire ma tanto a sta gente non gliene frega niente dei nostri problemi. Pensiamo solo alla dimensione, ho visto Nicola prima, dove è Nicola? Eccolo là. Pensiamo a sto rompiballe che abbiamo, ciao Nicola, scusa il saluto simpatico, lui è un operatore turistico, il turismo non è che è un di cui, il turismo non è un di cui. L'offerta turistica in Veneto vale 18 miliardi di euro ed è la prima industria in Veneto. Noi vogliamo investire, continuiamo ad investire, c'è necessità di avere un'interlocuzione che sia solida. Ma poi c'è un tema di viabilità. Oggi ho voluto portare qui anche la vicepresidente De Berti, che dopo vi dirà 2 parole sulla viabilità, anche sul fronte della viabilità, delle comunicazioni, insomma di tutto quello che si può fare assieme. Io non faccio, cioè non giro i comuni con la pozione magica, noi la pozione magica non ce l'abbiamo, però posso dirvi una cosa, che ci mettiamo impegno, che siete ancora oggi viventi nell'unica regione in Italia dove non si applicano tasse regionali dal 2010, nessuno magari ve lo dice, ma grazie a noi in questa regione non si prelevano soldi dalle tasche dei veneti per un controvalore di 1.179 milioni di euro all'anno. Questa è l'unica regione in Italia dove questo non si fa. Se vi interessa un dato, sono circa 230 euro all'anno per famiglia, per persona. Detto questo, vi dico che stiamo uscendo da un periodo che non è stato facile, sono 20 mesi di coronavirus, di Covid e di tutte le difficoltà che abbiamo vissuto. Non si può dimenticare che 11.700 persone in Veneto hanno perso la vita, non si può dimenticare che questa non è un'influenza, non si può non dimenticare tutto quello che abbiamo tutto noi sofferto, no? Non parlo solo degli ammalati, parlo dell'economia, delle restrizioni, di quello che sono state poi, pensate, abbiamo vissuto un lockdown. Chi avrebbe mai pensato di vivere un lockdown? Nella storia, quando mai capiterà? Se qualcuno a dicembre 2019 ci avesse detto cosa sarebbe accaduto, lo avremmo internato, no? Avremmo detto sto qua è pazzo, questo veramente ha qualche problema. Invece noi abbiamo affrontato questi mesi come comunità, non sono stati facili, però io ho l'obbligo di dirvi che oggi una bella luce in fondo al tunnel la si vede. È iniziata una fase nuova, pensate che in questo momento abbiamo meno di 300 persone in ospedale, abbiamo delle quali 57 sono in terapia intensiva, l'80% non sono vaccinati, ma non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello di dire che è iniziata questa fase nuova. Pensate che con 300 mediamente nuovi contagiati al giorno, se fossimo in un altro momento storico di questa epidemia avremmo 1500 persone in ospedale. Quindi è iniziata una buona fase, spero che si sia arrivati alle battute finali. Siamo ancora un po' preoccupati per il tema che si è aperta la scuola l'anno scorso ci ha riservato poi una sorpresa, ve la ricordate, insomma l'invernata dell'anno scorso. Però i dati quest'anno sono buoni. Riparte l'economia, perché tutte le imprese ci dicono che c'è fermento, c'è voglia di fare, insomma, avete fatto, non so come sia andata qui a Rosolina, Nicola, ma la stagione non è andata male. Ma dai, cazzo, non dopo devi pensare peggio. Guarda che non solo devo fare una verifica fiscale, te devo domandare come è andata. Bene, è andata bene. Abbiamo dati sul turismo del Veneto che sono incoraggianti, abbiamo fatto una stagione migliore del 2019 e c'è anche da dire una cosa importante, che sono ritornati i cittadini italiani, un più 46% degli italiani nelle nostre spiagge. Speriamo che questo sia foriero del fatto che continuino a scegliere le nostre spiagge e si continui a pensare anche al turismo, diciamo quello un po' più domestico.
E in generale io vi dico che le elezioni si vincono, nonostante questa piazza sia piena e Michele abbia il vento in poppa, si vincono dopo lo spoglio elettorale. Quindi è fondamentale che Michele prenda un voto in più del secondo piazzato, se no perde le elezioni. Chiaro? Quindi le feste le facciamo dopo. Nel frattempo tutti quelli che fanno parte della categoria sostenitori e incalliti hanno deciso, facciano in modo di recuperare il più consenso possibile. C'è un bel progetto amministrativo, la Regione non vi dimenticherà. Abbiamo peraltro la possibilità anche di annoverare illustri rappresentanti del territorio, a differenza del passato, insomma i rappresentanti del territorio sono nostri, sono tutti in maggioranza in regione, e penso che questo sia ancora più utile alla partita di Rosolina di questi territori. Se mi permetti lascerei la parola alla vicepresidente De Berti per 2 notizie sulla viabilità. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sto. Allora, in materia di infrastrutture e trasporti sono questioni che ovviamente per il vostro territorio, per migliorare anche l'accessibilità, sono assolutamente importanti. Voi siete attraversati da quella che io definisco l'arteria in assoluto più pericolosa a livello nazionale, perché comunque la 309 sappiamo che ha bisogno di essere messa in sicurezza. Qualche anno fa con ANAS, a forza di spingere, siamo riusciti a far approvare, sono in corso di progettazione molti interventi che devono, alcuni ovviamente lungo tutta l'asta della Romea, che ci sono, tenete presente che la E55 è lunga 127 km, di cui 71 in Veneto. Lungo i 71 km vengono realizzati tutti interventi di messa in sicurezza puntuale della Romea, perché abbiamo bisogno assolutamente questa arteria di riuscire a garantire un po' di sicurezza stradale, e la Regione sul fronte proprio per quello che è di nostra competenza, ma anche spingendo ANAS, e ANAS ha fatto un piano da 223 milioni di euro per la messa in sicurezza della Romea. È una partita molto importante, c'è la partita della variante alla Romea su Rosolina, che con ANAS bisogna definire che cosa vogliamo fare e come la vogliamo definire. È ovvio, sì, con ANAS e l'amministrazione dobbiamo definirla, però per poterla definire ci dobbiamo sedere intorno a un tavolo, confrontarci. La Regione non ha ovviamente competenza sulla 309, però quello che noi stiamo facendo è quello di agevolare e aiutare le interlocuzioni tra il territorio ed ANAS e cercare di dare supporto al territorio. Poi voi avete qui un'altra partita dal punto di vista ferroviario, che guardate è una delle partite che è arrivata sulla mia scrivania fin dal lontano 2015, che è quella dell'innalzamento del ponte ferroviario qui a Rosolina, che di fatto è un ostacolo importante a quella che è la navigazione interna e quindi agli operatori turistici. Io non qualche settimana, forse un paio di mesi fa, ho fatto tutto il Canal Bianco, sono arrivata fino a Venezia, quindi ho fatto anche il canale, il Po Brondolo, e siamo passati con un operatore turistico sotto il ponte. È un ponte che ovviamente è un ostacolo, ma anche non per il rilancio, ma per il sostegno turistico di questo territorio è un altro nodo che deve essere assolutamente risolto. È già finanziato, l'abbiamo finanziato con le risorse a disposizione della Regione Veneto con la 380, stanno definendo la progettazione. È un ponte ferroviario, quindi c'è bisogno di autorizzazioni, però anche questo sarà un cantiere che partirà a breve. Quindi abbiamo queste 2 partite. I sindaci non si candidano e non credo che Michele abbia intenzione di arrivare con la bacchetta magica per risolvere d'amblè tutte le problematiche, però molti problemi che ci sono sul territorio, sicuramente la soluzione viene agevolata dal confronto, dal sederci intorno ad un tavolo e confrontarci per cercare le soluzioni. Poi ci sono soluzioni a breve termine, a medio termine, a lungo termine, ci sono anche problemi la cui soluzione non esiste e che ci vuole coraggio da parte dei sindaci, invece di tirare il brodo lungo, di spiegare anche alla cittadinanza perché quel problema non può essere risolto o perché quella soluzione non può essere attuata e bisogna attuare un'altra soluzione. Insomma, il sindaco è colui che rappresenta la comunità, è colui che rappresenta i cittadini, è colui che ha una grandissima responsabilità e che deve essere prima di tutto onesto nei confronti del territorio. Noi come Regione ci siamo, Michele ci siamo adesso, ci saremo.
come ha detto il Presidente, correre come se mancasse un voto alla vittoria, non alloggiatevi, correte per dare una possibilità anche a Rosolina. Grazie. Grazie mille. Io volevo cogliere lo spunto che ha appena fatto il Presidente. Sappiamo benissimo che dopo un momento di crisi, dopo un momento di recessione come stiamo attraversando, che abbiamo attraversato, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale, perché credo che anche oggi trovarsi qui in piazza, anche se abbiamo una mascherina, ma sia un bel segno di ripresa, perché forse un anno fa questa cosa non si potrebbe aver fatto, non si poteva assolutamente. E dopo un momento buio c'è sempre la luce in fondo al tunnel, c'è sempre, dopo un momento di crisi, c'è sempre una grande ripresa. E la grande ripresa richiede delle persone preparate, richiede delle persone attente, pronte a cogliere le opportunità che la ripresa ti dà. E sono pienamente convinto che nella mia squadra ci sono queste persone che non vedono l'ora di correre, come diceva poc'anzi l'assessore, a tutta forza per dare risposte a voi cittadini, che so benissimo l'incarico che ci state affidando è un incarico molto importante, molto impegnativo, ma non abbiamo assolutamente paura di affrontarlo con la nostra professionalità, con la nostra puntualità. Le porte del Comune saranno sempre aperte. Ho già detto in altre occasioni, prima di tutto risposte ai cittadini, prima di tutto organizziamo bene il Comune, la macchina comunale, perché i cittadini hanno diritto tutti, senza escludere nessuno, di essere ascoltati e di avere delle risposte celeri. Noi abbiamo dei problemi, soprattutto in ambito urbanistico, abbiamo delle imprese edili che hanno voglia di investire, abbiamo delle persone che hanno voglia di investire, ma purtroppo le lungaggini burocratiche stanno un po' ostacolando questo. Noi faremo in maniera tale, aiutando i nostri dipendenti comunali, potenziando la pianta organica da subito, di dare in maniera immediata risposte che servono a tutti voi, risposte che servono a far girare l'economia, risposte che servono a rendere Rosolina competitiva, appetibile dal punto di vista turistico, aggiornata, tutte le cose che ci siamo detti nei vari tavoli, nei vari incontri. Noi dobbiamo da subito svegliare Rosolina, e Rosolina la svegliamo votando, siamo Rosolina votando questa squadra. Io volevo intanto ringraziare le forze dell'ordine che sono qui quest'oggi, la polizia locale, la protezione civile, e ne approfitto anche per ringraziare tutte le associazioni che a Rosolina fanno qualcosa per il proprio paese. Indistintamente, si è parlato di fare dei monumenti, io credo che invece dobbiamo dare un grazie a tutte le associazioni che hanno un ruolo importantissimo. Dobbiamo creare una rete delle associazioni. Dobbiamo che tutte le associazioni che dedicano un minuto, un'ora, i volontari nello sport, i vari ambiti, abbiano da parte del Comune sostegno e ascolto, indistintamente. Perciò grazie di cuore a tutte le associazioni, alle forze dell'ordine, protezione civile e polizia locale. Ho visto in piazza tanti amici, vedo tanti sindaci, tanti amministratori che sono raggiunti quest'oggi, e ne approfitto per ringraziarli tutti, perché anche con i sindaci del Delta e non solo è importantissimo fare squadra, e sappiamo benissimo che se non si fa squadra non si vince, se si fa squadra si vince sempre. Io vi ringrazio ancora, il pomeriggio è un pomeriggio caldo, un orario particolare, ma mi riempie il cuore vedervi così numerosi. È un segnale forte che date a noi, un segnale di stima, di fiducia, e sono sicuro che il 3 e il 4 ottobre la vostra stima e la vostra fiducia si trasformerà in voto. Sceglierete noi, sceglierete la mia squadra per il bene di Rosolina e per tutti voi. Grazie, votate Siamo Rosolina!